Michele Totire, coach dell'Invent Volley Team Club San Donà di Piave, terza partita di questo girone di ritorno, sfida oggi in casa Noventa di Piave con il Fano, partita persa per 3-1 contro il Giban. Cosa è successo, mister? Un solo set aggiudicato per l'Invent, gli altri tre però ceduti a Fano. Il primo assolutamente ceduto, 5 errori in attacco, il secondo ceduto per poco con 4 errori in attacco. Sì. Io il merito all'avversario lo do sempre perché hanno giocato una buona partita, ma noi onestamente in attacco abbiamo giocato molto male. Abbiamo lavorato tanto questi giorni per la ricezione, in effetti la ricezione sta andando abbastanza bene, subiamo, ma subiamo il giusto, giochiamo sempre in Serie A ed è giusto che ogni tanto l'errore ci sta. Ma in attacco invece non abbiamo giocato bene, anzi per niente, e adesso ci restano 8 partite, ma la metodologia in allenamento cambierà e quando dico così sarà un po' più dura. La prossima gara sarà di nuovo in casa contro Unitrento, quinto in classifica. Quali sono le cose che cambieranno nell'immediato? Secondo me indubbiamente dovrà cambiare la mentalità, ci restano 8 partite, alla fine vedremo dove siamo arrivati e quello che prenderemo alla fine sarà quello che ci abbiamo meritato, ma indubbiamente dovrà cambiare tutto. Bisognerà giocare ogni punto per vincerlo, bisognerà cercare di mettere sempre in difficoltà l'avversario, non bisognerà più guardare il tabellone del punteggio, dobbiamo mettere da parte per un po' il fattore del divertimento, dobbiamo fare più sacrifici, li dobbiamo fare più concentrati e con più esigenze. Molto duro questa sera coach Totire, però se deve cercare anche un punto positivo di questa partita, dove lo trova? Punto positivo è che onestamente il set contro di noi non finisce mai, nel senso che anche se le squadre avversarie hanno un buon vantaggio contro di noi, alla fine noi cerchiamo di rientrare. Questo è un altro aspetto che deve finire, noi dobbiamo prendere vantaggio, lo dobbiamo conservare. Ormai non si può permettere più questo passaggio, è una nostra sicurezza. Lo sappiamo, oggi avevamo un contrattacco molto alto, l'abbiamo sfruttato fino a quando abbiamo potuto. Loro al quarto ci hanno messo in difficoltà con la battuta alla prima metà del quarto set, sono stati bravi sotto quel punto di vista, anche non subendo punto, però hanno toccato e hanno contrattaccato alla fine meglio o come avevamo fatto noi nel secondo e nel terzo set.